Come state? Eppure io, amen, gloria a Dio. Allora, se i signori che stanno scendendo si spicciano, velocizziamo la situazione. Allora, anche questa è la predica che dovevo fare sabato scorso, e quindi vuol dire che il Signore la voleva per oggi, perché deve toccare i cuori come ha toccato il mio, deve toccare anche i vostri. Amen? 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 Quanti sono pronti ad uscire dalla tomba? Ancora dentro la tomba siete? No. Ah, meno male. Ah, gloria a Dio. Ma vi è scandato? Va bene. Genesi 3, dal versetto 1, e ci alziamo. Allora, ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiare tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiare e non lo toccare, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscerete il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del frutto e ne mangiò, e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dall'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Saltiamo, andiamo al versetto 20. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche di pelli e li vestì. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dall'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose ad est del giardino di Eden i cherubini, che roteavano da tutti intorno una spada fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita. Amen. E ci sediamo. Ho saltato quel pezzo perché tutte le varie maledizioni che l'uomo si è recuperato con la sua bella pensata. Esatto. Quindi, siccome già abbiamo parlato abbondantemente di questo brano, però lo voglio un pochino recuperare per capire un pochino anche il contesto. Intanto noi abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo fatto per 6 giorni di fila, per 6 culti di fila. Questo è il 7° perché abbiamo collegato questo brano ai miracoli di Giovanni, ok? Descritti nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo detto che Giovanni descrive 7 miracoli. In realtà sono 8, ma uno viene chiamato neutro perché non succede niente, c'è solo un versetto che descrive quello che è successo, ma non succede niente, mentre negli altri 7 c'è sempre qualcosa, succede sempre qualcosa nel cuore delle persone, o viene cambiato alla gloria di Dio, o viene invece trasformato per le cose cattive, cioè quel miracolo porta comunque un segno, o viene toccato il cuore delle persone, o il cuore delle persone diventa ancora più duro. In ogni caso succede qualche cosa. Per questo vuol dire che noi non dobbiamo avere paura di parlare alle persone, perché non dipende da noi. Non è che noi diciamo belle parole e quelle vengono toccate, è la parola di Dio che le tocca e le può toccare in un verso o nell'altro. Vi voglio ricordare a Nazareth, Gesù ha parlato, si è fatto vedere come parola vivente, eppure a Nazareth non ha potuto fare tanti miracoli, anzi
lo volevano buttare giù da un dirupo, lo volevano togliere di mezzo. Quindi Giovanni ci descrive questi 7 miracoli. L'ultimo della serie è la resurrezione di Gesù. Però vogliamo soffermarci un attimino su questo brano. Il frutto li avrebbe uccisi. Quel frutto che a loro era vietato perché non è che aveva granché in sé il frutto, diciamo. Il frutto in sé non era importante, ma era l'ubbidire o il disubbidire alla parola di Dio. Quel frutto li avrebbe portati alla morte non solo umana nella carne, ma anche spirituale. Da lì iniziano tutti i guai. Poi di chi sia la colpa, se è da Adamo o da Eva, tutte e due hanno colpa, nel senso che tutte e due hanno disubbidito. Va bene? Ma da lì inizia la nostra tragedia. Da lì inizia tutto il nostro patimento, tutti i nostri dolori, tutte le nostre follie, tutte le nostre stanchezze, tutti i nostri pesi, tutto quello che ci volete mettere ci mettete. Però da quel punto parte un lungo ponte nella storia dell'umanità e giunge fino a Cristo. Succede qualche cosa quando Gesù viene nel mondo. Amen? Gloria a Dio, c'è un ponte. Noi siamo dall'altra parte del ponte, meno male, amen. Noi siamo stati graziati dalla presenza di Dio. Quindi ella prese del frutto e ne mangiò, ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Abbiamo detto, secondo la tradizione ebraica, non è una mela, non è un fico, ma secondo la tradizione ebraica è l'uva. Va bene? Non ci fate caso se leggete albero. Va bene, perché la traduzione spesso non coincide con il testo originale ebraico, ma verosimilmente per loro è l'uva, perché ci sono tanti motivi del perché. Nella storia di Israele, ma anche nella storia cristiana, il frutto dell'uva è il frutto preferito anche da Gesù. Gesù ha detto: non berrò più di questo del vino. Nell'ultima cena non berrò più di questo frutto, lo berrò nuovo. Amen? Ci siete? Quindi, e qua c'è anche qualcosa di spettacolare, come Dio trasformi le cose vecchie in nuove, pur lasciandole come sono. Ci arriveremo. L'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Che cosa succede? Secondo me qua ci dovremmo soffermare un pochino, perché ognuno di noi è stato o è così ancora. Cioè quando Dio ci cerca, noi ci nascondiamo. Perché? Non siamo degni. No? Perché noi siamo abituati a trasformare la nostra immagine in modo tale che, se non è degna, perlomeno appare degna. Noi siamo abituati a vestire bene, noi siamo abituati, per carità, guai a voi se vi vestite male. Amen, ci dobbiamo vestire bene, ma il mondo ci ha abituati in un verso stravagante, strano, cioè se tu non vali qualche cosa per il mondo, non vali niente per nessuno. Alla presenza di Dio è peggio, perché noi sappiamo che Dio è santo e noi non lo siamo e non lo saremo mai. Per quanto noi ci possiamo dire giusti, se voi prendete l'uomo che si considera il più giusto in assoluto in questo mondo e lo mettete comunque alla presenza di Dio, lui dirà che non è degno, però dirà sempre che è giusto. Ma se non è degno, come fa a essere giusto? Ci siete? Quindi tutti siamo ingiusti perché tutti siamo indegni di stare alla presenza di Dio, è verissimo, ma è anche vero che Dio non guarda più a quell'indegnità. Dio non guarda più a quanto sei indegno. Se ti cerca Lui, perché ti devi nascondere? Se Lui viene verso di te, perché tu te ne devi andare via? Amen. Ci siete? Tu vali, hai un valore agli occhi di Dio. Oggi ragionavo questo, che se io non valessi niente, ognuno di noi non valesse niente, Gesù non avrebbe avuto senso la morte di Gesù. Il sangue di Gesù è prezioso? Dì alla persona accanto a te: il sangue di Gesù è prezioso? Sapete cosa c'è di più prezioso del sangue di Gesù? Cosa c'è di più prezioso del sangue di Gesù? Tutti siamo convinti che il sangue di Gesù è prezioso, tutti. Più prezioso ancora ci siamo noi. Non sto dicendo una fesseria, perché se noi non avessimo questa preziosità agli occhi di Dio, non sarebbe stato sparso quel sangue.
Comprendete? Al di sopra del sangue di Gesù non c'è niente. Amen. Ma quel sangue è stato versato per noi, quindi vuol dire che noi abbiamo un valore, se non superiore, tanto quanto. Ma consideratelo questo perché è importante. Perché se tu consideri che la tua vita vale il sangue di Cristo, allora tu hai valore agli occhi di Dio. Amen. Dì alla persona a te, tu vali quanto il sangue di Gesù. È meraviglioso. Perché mai nessuno ci ha pensato a questa cosa, perché se uno dicesse una cosa di questo genere verrebbe tacciato da eretico perlomeno, perché è sangue di Gesù e il sangue di Gesù è prezioso, amen, ma quel sangue è stato sparso per me, per te, per noi. Ma ancora peggio, è stato sparso per quelle persone che ancora non lo conoscono. Ancora peggio, ancora meglio, scusatemi, che poi devo cancellarlo dalla registrazione. Ancora meglio, il sangue di Gesù è prezioso, cioè le persone che sono nel mondo sono preziose tanto quanto il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù è stato versato anche per loro. Loro non lo sanno che hanno questa preziosità. Noi l'abbiamo scoperto, gloria a Dio. Amen. Continuiamo. Quindi ci sono 3 maledizioni in questo brano, che sono le conseguenze per il serpente, le conseguenze della donna e le conseguenze dell'uomo. Ora, tra tutti e tre è andata peggio al serpente sicuramente, anche perché il suo errore non è stato riparato. Mentre l'errore della donna e l'errore dell'uomo sono stati riparati, e ora vedremo come. Versetto 21 dice: poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Già in quel momento, in quel principio, l'uomo era incapace anche di coprirsi. Cioè lui ha cucito delle foglie di fico. Ma voi avete mai preso delle foglie di fico e ci avete mai passato del filo? Si rompe la foglia di fico. Non resiste perché è fragile. Cioè l'uomo non ha neanche la capacità di vestirsi alla presenza di Dio. Quindi Dio che cosa ha fatto? Ha preso delle pelli di animali e le ha coperti. E qua c'è anche qualche cosa che ci annuncia la venuta di Gesù. Nel senso che quegli animali sacrificati per l'uomo, che sono serviti per coprirlo, hanno preso il posto, la morte, diciamo così, di Adamo ed Eva. Sono morti al posto di Adamo ed Eva, perché minimo il cuore di Dio è talmente santo che minimo loro dovevano morire appena hanno disubbidito. Invece Dio ha avuto compassione di loro e li ha vestiti, ha fatto sì che altri morissero al posto di Adamo ed Eva, altri animali morissero al posto di Adamo ed Eva fossero rivestiti o vestiti. Però abbiamo letto l'altra volta che questo tipo di vestito è morte, perché non hanno indossato qualcosa di vivo, ma qualcosa che era morto. Erano delle pelli di animali, capite che erano animali morti. Amen. Tutti abbiamo una pelliccia a casa, io no veramente. Sappiamo che chi ce l'ha la pelliccia di volpe, la pelliccia di visone, sappiate che avete degli animali morti sulle spalle. Ok, sono bellissimi, ma sembra animali morti sono. E immaginate Adamo ed Eva che si sono vestiti di queste pelli. Ci siete? Dio ha fatto un miracolo anche per noi, cioè Dio ci rende idonei, anche se siamo non idonei, per arrivare alla sua presenza. Certo che per vestirli li ha visti uscire fuori, si è incontrato di nuovo con loro, ha capito qual era il loro disagio e Dio è andato in soccorso al loro disagio e li ha vestiti in maniera idonea. Amen. Versetto 22. Ora non bisogna permettergli di stendere la mano per prendere anche dall'albero della vita, perché mangiandone vivano per sempre. Anche qua c'è un discorso che non è una punizione. Noi quando leggiamo velocemente questo brano pensiamo che Dio abbia voluto punire Adamo ed Eva. In realtà loro, a causa del peccato, erano diventati morti spiritualmente. Ci siete? Quindi se erano morti spiritualmente e avessero mangiato dall'albero della vita, l'albero della vita gli avrebbe permesso di vivere in eterno da morti, cioè non da rigenerati. Quindi Dio ha avuto pietà di loro e ha detto no, è meglio che non mangino ora dell'albero della vita. Però quell'albero è stato messo da parte perché deve ritornare a nostra disposizione, anzi è già tornato a nostra disposizione. Amen. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden. Il vero problema poi di Adamo è stato che non ha potuto più godere della presenza di Dio.
Qualche volta sentiva la sua voce, ma in realtà non aveva più comunione con Dio. Questa è la tragedia più grande dell'umanità. Non era tanto il giardino dell'Eden, era più l'allontanamento da parte dell'uomo dalla presenza di Dio. Giovanni, andiamo a leggere Giovanni capitolo 19, dal versetto 17. È lunghetto, quindi mi fermo ogni tanto e vi faccio ragionare su quello che leggo. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce, e vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Mi voglio fermare un attimo su questo versetto. Pilato ha fatto qualcosa di profetico senza che lui se ne accorto. Al versetto 20 dice così: molti dei giudei lessero quella scritta perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e quella scritta era in ebraico, in greco e in latino. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. E Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. Sapete perché gli ebrei si sono lamentati? Perché la scritta in ebraico, le prime lettere di Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, formano la parola Yahweh. Quindi per loro era estremamente vergognoso che su una croce potesse venire fuori il nome di Dio. No, su quella croce c'era il nome di Dio e in realtà stavano mettendo in croce Dio. Vi voglio rivelare una cosa che è terribile, il diavolo come se la studia, come se l'è studiata. Gli ebrei avevano la facoltà di uccidere Gesù. Chi ha ucciso realmente, fisicamente Gesù? I romani. Amen. Noi italiani, tra virgolette. I romani hanno crocifisso Gesù. Ma in realtà gli ebrei potevano uccidere Gesù. In qualsiasi momento, con la lapidazione. Lo fecero con Stefano. Vi ricordate? Per la bestemmia che secondo loro era bestemmia, cioè che lui diceva che era figlio di Dio, loro potevano lapidare Gesù in qualsiasi momento. Ma hanno preferito non farlo perché la lapidazione sarebbe stato per Gesù una morte che lo avrebbe glorificato tra gli ebrei. Mentre la croce, loro non potevano crocifiggere, la croce era una morte molto più umiliante, perché in un altro passo della Bibbia c'è scritto che è maledetto colui che è appeso al legno. Quindi per loro appendere Gesù al legno o tentare di fare questo, e poi ci sono riusciti, era mostrare quanto Gesù era maledetto. E anche questo non è qualcosa di sbagliato nel regno dei cieli. È stato qualcosa di giusto, perché realmente Gesù è stato maledetto sulla croce, ha ricevuto tutta la nostra maledizione. Sapete, tutti i Vangeli sinottici concordano col fatto che in quel momento il diavolo abbia vinto su Gesù, tranne Giovanni. Giovanni non la pensa così. Giovanni vede la croce invece come una vittoria, che ha ragione, tutte e due ovviamente. Ma in quel momento Giovanni vede nella croce come il culmine della vittoria di Dio, cioè il fatto che lui sia morto non è stata una sconfitta, ma è stata una vittoria, perché lui è arrivato dove voleva arrivare. Il diavolo no, Gesù sapeva che andava incontro alla morte, lo sapeva fin dall'eternità. Lui l'ha fatto per ubbidienza a Dio, ma non solo perché era ubbidiente a Dio, perché qualcuno poi mi può dire: ah, ma quale padre, che padre cattivo che è stato, che ha mandato Gesù sulla croce. Non è stato il padre a mandare Gesù sulla croce, a mandarla a morire, amen. Ma è stato Gesù che ha scelto di andare alla croce per noi. E il padre ha detto sì, c'era concordia tra di loro. Non vi fate ragionamenti mentali, perché anche nel mondo funziona così. Se io voglio fare qualcosa che va contro mio padre naturale, io la faccio. Ci siete? Nel mondo di oggi i figli sono più ribelli di 40 anni fa, di 50 anni fa. Ognuno di noi opera nella libertà del proprio pensiero, della propria coscienza. E se i nostri genitori non ci possono fermare, neanche Dio ci fermerà.
Rassegnatevi, Dio non può fare tutto. Sto dicendo una cosa grossa, Dio è onnipotente, ma Dio non va né contro la sua parola, né contro il bene che Lui ha creato, né contro la nostra libera volontà. Amen? Come i nostri genitori non possono venire contro la nostra libera volontà, tranne che non vi attaccano, ma non possono venire contro la nostra volontà. Noi siamo padroni della nostra vita anche davanti ai cieli, anche davanti a Dio. Sta a noi poi abbandonare la nostra vita a Dio per farci guidare, ma guardate che è guidare, è una guida a Dio nella nostra vita. Noi siamo sempre liberi di scegliere la nostra strada. Il cristianesimo è una scelta continua di seguire Dio, è una come il matrimonio è. Io mi sposo perché scelgo di seguire mia moglie ovunque e mia moglie ha scelto di seguire me ovunque. Se noi accettiamo questo umanamente, perché non dovremmo accettare Cristo spiritualmente in noi? Amen. Versetto 23. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica, ma la tunica era senza cuciture, tessuta ad un sol pezzo, da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte. Guardate che cosa hanno fatto. Abbiamo detto che Gesù è il nuovo Adamo. Dio, in quel giorno dove Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto, ha ucciso degli animali, ha vestito l'uomo. Il diavolo, scusatemi, torniamo un pochino indietro. Il diavolo che cosa ha fatto? Il peccato che cosa ha fatto? Ha aperto i loro occhi e hanno visto che erano nudi. Collegatevi. Hanno visto che erano nudi. Dì alla persona accanto a te, erano nudi. Che cosa ha fatto il diavolo con Gesù? Lo ha spogliato. Lo ha voluto spogliare perché voleva fare vedere a tutti che era nudo come era nudo Adamo. Lo ha voluto rendere qualcosa di vergognoso sulla croce, come era vergognoso Adamo nel giorno in cui Dio lo cercava. Lo voleva rendere così vergognoso che Dio si doveva voltare, non lo doveva guardare. Gli ha tolto tutto quello che era addosso. Il diavolo ha fatto sì che i soldati togliessero tutto quello che era addosso a loro e se lo giocassero. Guardate quanto è fine il diavolo. Ha preso quell'evento di Adamo ed Eva e lo ha riportato a Gesù, perché lui voleva fare la stessa opera che ha fatto con Adamo ed Eva, la voleva fare con Gesù, né più né meno. Voleva aprire gli occhi a tutti i presenti e far vedere che Gesù era nudo. E sapete, quella nudità era la nostra, quella vergogna era la nostra. Il diavolo vuole fare questo, ci vuole mettere in croce ogni giorno, ma non per la gloria di Dio, ma per spogliarci e fare vedere al mondo quanto siamo impuri, quanto siamo sporchi. Grazie a Dio il diavolo non lo può fare perché l'ha fatto con Gesù ed è stato sufficiente anche per noi. Amen. È glorioso questo, è meraviglioso. Noi non siamo più nudi alla presenza di Dio. Noi siamo rivestiti di una pelle celestiale, che è quella di Gesù. Amen. Versetto 26. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Anche qua c'è qualcosa di meraviglioso che ci sfugge sempre, e noi oggi stasera lo vogliamo recuperare. Ad Eva aveva detto: tu partorirai figli con dolore. Invece a Maria ha dato un figlio senza dolore. Anche quella maledizione è stata spezzata nel mondo anche per la nostra vita. Noi abbiamo figli senza dolore, figli spirituali, ma questo vuol dire che noi abbiamo un frutto che non è più un frutto di dolore, ma un frutto di gloria, senza dolore. La donna è stata rivalutata sotto quella croce, è stata riportata alla gloria di Dio. Voi donne siete state riportate alla gloria di Dio, voi potete produrre frutto senza dolore. Amen. Dio vi ha guardato da quella croce e ha detto: ora basta. Non soffrirai più per il frutto che avrai, ma avrai gloria e gioia per il frutto che avrai. Amen. Dilla alla donna accanto a te: tu sei gloriosa agli occhi di Dio. Meraviglioso. Dio su quella croce ha spezzato un'altra maledizione. Dopo questo, versetto 28. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse le scritture, disse: ho sete.
Or c'era là un vaso pieno d'aceto, inzuppato dunque una spugna nell'aceto e posta in cima ad un ramo d'issopo, gliela accostò alla bocca. Qua c'è anche un'altra maledizione spezzata. Adamo prese del frutto di disubbidienza ed era buono. La parola di Dio ci dice che Eva ha detto che era buono, bello e gradevole. A Gesù gli hanno dato lo stesso frutto, ma non era vino, era aceto. E Gesù ha spezzato anche quella maledizione, che non è il mangiare o il bere che ci rende impuri. Adamo ed Eva non sono morti perché hanno mangiato o bevuto qualcosa di impuro, ma perché hanno disubbidito. Gesù invece ha obbedito e ha preso quel frutto amaro che era destinato a noi. Quel frutto dolce che loro hanno mangiato, che è diventato amaro nella nostra vita, lui l'ha preso su di sé, ha bevuto dell'aceto, del frutto amaro, per non berlo noi. Dio ci ha liberato dall'amarezza. In un altro brano ci dice che insieme all'aceto c'era anche fiele, amen. Quindi non solo l'amarezza dell'aceto, l'acidità dell'aceto, ma anche il fiele, qualcosa di estremamente amaro. Lui l'ha bevuto al posto nostro e ha fatto quello che non ha fatto Adamo, ha obbedito a Dio e ha preso qualcosa che era amaro nella sua vita. Ha preso tutte le nostre sofferenze che erano amare e ha permesso che noi non bevessimo più da quella ciotola. Amen. Gloria a Dio. E l'issopo invece, anche l'issopo è un'immagine profetica in questo brano, perché con l'issopo venne sparso il sangue degli agnelli sulle travi e sul capostipite delle porte degli ebrei mentre erano in Egitto. La morte passò perché vide il sangue. L'issopo rappresenta anche questo, cioè il sangue che Gesù stava per spargere per noi. Amen. Glorioso. Amen. Andiamo avanti. Uno dei soldati, versetto 34, uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Anche questo brano, se noi lo andiamo a leggere vediamo se l'ho scritto. Matteo 27, 45. All'ora sesta, fino all'ora nona, si fece tenebre su tutto il paese. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo: Eli Eli lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? No, non l'ho scritto, non è questo. Versetto 34. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Questo è il soldato che una volta trafitto il costato vide la terra tremare e riconobbe che lui era il figlio di Dio. Quindi ha preso da quell'albero. La croce per noi è diventato l'albero della vita. E il primo a mangiare di quell'albero è stato questo soldato. La tradizione vuole che si chiami, aiutami, come si chiama? Non mi ricordo. Però non c'è scritto nella Bibbia. Longino, esatto. La tradizione vuole che Longino sia stato il primo a convertirsi prima della resurrezione di Gesù. E questo è meraviglioso perché quel sangue e quell'acqua sono quelli che a noi interessano, cioè sono quelli che nella nostra vita hanno fatto la differenza, è quel frutto che noi mangiamo e beviamo alla presenza di Dio. Amen. Andiamo avanti, versetto 39. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una misura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino, con gli aromi secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Anche qui c'è una maledizione spezzata, cioè la maledizione che era posta su Adamo, cioè che lui avrebbe lavorato con sudore la terra. Questo sudore si trasforma in benedizione per Cristo, cioè la mirra e l'aloe servono per glorificare Dio in quel caso. Erano qualcosa che indicava la santità di Dio e il frutto dell'uomo non è stato più una maledizione per l'uomo, ma in quel momento è stata una benedizione. Amen? Anche qui c'è una profezia, la maledizione viene spezzata nella nostra vita.
Versetto 41. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era stato ancora sepolto nessuno. L'orto, considerate la storia di Adamo ed Eva, c'è il giardino, loro vengono messi nel giardino e nel giardino muoiono. In questo caso abbiamo un morto che viene messo in un orto e in questo orto risuscita. C'è la storia al contrario. Gesù riprende da Adamo, dalla morte di Adamo, si collega alla morte di Cristo e da lì ricomincia una nuova storia. L'orto è il nuovo giardino dell'Eden. Amen. È qualcosa di speciale perché noi siamo andati in quell'orto, l'abbiamo visto di presenza. Va bene, la tomba vuota impressiona perché sappiamo che Gesù è risuscitato da quel luogo. E da lì inizia la storia la nuova storia dell'umanità. Più avanti, ora il primo giorno dopo i sabati, questo è Giovanni 20, versetto 1. Or il primo giorno dopo i sabati, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. La pietra era stata rimossa dal sepolcro. Nel miracolo di Lazzaro, Gesù ha ordinato che la pietra fosse spostata. Qui invece Gesù la sposta da solo la pietra. Quindi questo vuol dire che ci sono miracoli che Dio fa in autonomia e sono gloriosi, ci sono miracoli che Dio fa con il nostro aiuto e vi assicuro che sono di più i miracoli che Dio fa con il nostro aiuto, in ubbidienza a quello che ai sì che noi diciamo a Dio. Amen. Ma c'è un'altra cosa in questo. Mentre Adamo si andò a nascondere dietro un cespuglio, Gesù non si è nascosto dietro la pietra. Gesù è venuto fuori spostando la pietra, mentre il primo Adamo, è stato costretto ad uscire fuori da dietro i cespugli. Versetto 6. Arrivò anche Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i panni, ma era piegato in un luogo a parte. Allora, abbiamo detto che il diavolo ha voluto spogliare Gesù sulla croce. L'ha voluto denudare perché non solo la croce è stata una grande vergogna, una grande maledizione per lui, ma lo voleva rendere ancora più pesante, questa vergogna, spogliandolo. Abbiamo visto che Adamo con il peccato si è vestito, poi Dio lo ha vestito di qualcosa che era morto, di pelli di animali, ed era la nostra condizione, noi eravamo nudi e Dio ci ha vestito con quello che c'era, il sacrificio di un animale, ha vestito Adamo ed Eva con qualcosa di morto, ma non perché Dio voleva questo, Dio non voleva questo. Difatti qua vediamo che Gesù, vero è che è stato spogliato, l'hanno vestito con qualcosa di morto, nel senso che abbiamo detto come Lazzaro, uscendo dalla tomba, si è dovuto togliere le vesti puzzolenti che aveva addosso da 4 giorni. E anche Gesù ha dovuto fare la stessa cosa. Gesù ha vinto la morte spogliandosi degli abiti di morte. Amen. Gesù si è rivestito di gloria, quindi non aveva più bisogno né di vestiti umani né di vestiti di morte. Gesù è l'immagine in questo caso di noi. Ognuno di noi può essere rivestito di luce. Gesù si è spogliato degli abiti di morte. Tutto quello che era sporco, perché dopo 3 giorni marcivano queste cose, erano inzuppate dalla morte di Gesù. Gesù però in quel caso è un caso unico, un miracolo unico, perché? Perché Gesù ha potuto, quando è nato, decidere di nascere e quando è risorto, decidere di risorgere. Lui ha fatto lui è Dio, perché nella sua divinità lui ha scelto quello che fare in principio e come fare alla fine. E siccome lui è Dio e l'ha fatto nella sua vita, lo può fare anche nella nostra vita. Se Gesù ha vinto la morte, Gesù può vincere i tuoi mal di testa, i tuoi mal di pancia, le tue ribellioni, le ribellioni di tuo marito, le ribellioni di tua moglie, tutto. Mettici tutto quello che vuoi. Gesù vince. Amen. Dì alla persona accanto a te, Gesù ha vinto.
Gesù ha vinto veramente. E spesso noi non siamo convinti di questo perché noi vediamo che il mondo non è così e ci poniamo tante domande che non sono sbagliate, sono giuste. Ma perché succede quello? Ma perché succede quell'altro? Il discorso generale è quello che ognuno di noi è libero, l'umanità è libera, può fare quello che vuole. Nel corso dei secoli l'uomo ha deciso di mettere da parte Dio e ci ritroviamo così, è giusto. Dio può intervenire? Sicuramente può intervenire, interverrà. Ma quando interverrà non sarà una cosa bellissima. Quando inizierà l'Apocalisse non sarà una cosa piacevole. Dio però può intervenire nelle nostre vite. Noi possiamo decidere di fare determinate cose, di muoverci in una determinata maniera. Siamo liberi dal male? No, purtroppo no. Ma quando il nemico ci attacca perché sa che noi abbiamo accettato Gesù, il nemico ci attacca perché il nemico ci vuole spogliare, ci vuole denudare, vuole far vedere quanto facciamo schifo e certe volte ci riesce perché nella nostra mente dice ma tu sei cosa? Così fa il diavolo, ma quello è il suo lavoro, è normale. Sappiate che se io sono libero e ognuno di noi è libero nella propria libera volontà, può fare quello che vuole, figuratevi il diavolo. Anche lui è libero, è una creatura. Amen, ci siete? Connettete? Anche il diavolo è libero. Anche lui si può alzare una mattina e dire cioè ghietterà il capello a Carmelo, Carmelo io. E lo fa. È vero che Dio è sempre su di me, però nella mia vita, nel senso che Dio permette quella cosa perché io devo prendere consapevolezza che mi devo difendere dal diavolo. Perché io nella mia libertà posso scegliere e decidere di difendermi dal diavolo. Perché io ho la capacità, perché sono stato rivestito della luce. Il giorno che Gesù è risorto, quello è il giorno della mia resurrezione e della tua resurrezione. Dì alla persona accanto a te, tu sei risorto con Cristo. Tu sei risorto con Cristo. Il più grande spettacolo del mondo è la resurrezione. E la croce, sì, possiamo dire tutto, ma se Gesù non fosse risorto, la croce sarebbe stata inutile. Ma Gesù è risorto. Paolo ci dice, se Gesù non fosse risorto, la croce sarebbe inutile. Amen. Bellissimo. Sto finendo. Versetto 8. Entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Ora, come ha fatto uno a vedere e a credere senza aver visto niente? Se Giovanni ha visto niente e ha creduto, perché non dovremmo credere noi? Versetto 10. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa. Anche qua c'è qualcosa, una promessa meravigliosa per la nostra vita. Adamo è stato buttato fuori a calci dalla sua casa, che era il giardino dell'Eden. I discepoli invece, dopo aver veduto e creduto, sono ritornati a casa. Quando noi riconosciamo Cristo nella nostra vita, quando noi riconosciamo la resurrezione nella nostra vita, amen, noi ritorniamo alla casa del Padre. Noi ritorniamo in cielo, alle cose del cielo. Cioè quello che era stato negato ad Adamo, ora viene ripromesso a noi e ridato a noi. Alleluia. Dì alla persona accanto a te, tu sei ritornato a casa. Amen. Volevo leggere anche Matteo 27,45. All'ora sesta fino all'ora nona si fece tenebre su tutto il paese. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo Eli Eli lamma sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E c'è un parallelo anche qua. Gesù chiama il Padre e il Padre non si fa vedere. Abbiamo detto la volta scorsa che è stato l'unico momento nella storia della divinità dove c'è questa specie di separazione, perché Gesù era pieno di peccato, pieno del nostro peccato, non che Gesù avesse peccato, ma pieno dei nostri peccati.
Guardate che cosa dice: dall'ora sesta fino all'ora nona si fece tenebre su tutto il paese. Significa che le tenebre, tutte le tenebre, tutta la malvagità, tutti i demoni, tutti i diavoli, tutto quello che c'era, che era oscuro dal centro della terra fino ai confini della terra, tutto era sulla croce, tutto era su Cristo, e il Padre si è separato. Quindi il Padre non ha cercato il figlio che era nel peccato, mentre Adamo è stato cercato dal Padre, ma lui si è rifiutato. Non facciamo l'errore del primo Adamo, facciamo quello che Gesù ha fatto, chiamiamo Dio, perché Dio viene in nostro aiuto. Amen. Poi, quindi il Padre si allontana da Gesù, mentre nel primo caso era Adamo che si allontanava dal Padre. E anche qua si è spezzata una maledizione, cioè quando noi cerchiamo Dio, o quando Dio ci cerca, noi lo troviamo per il sangue di Gesù, perché se tutte quelle tenebre erano sulla croce, vuol dire che nella nostra vita non ci sono più tenebre. Se tutti i peccati erano sulla croce, vuol dire che nella nostra vita non ci sono più peccati. Agli occhi di Dio noi siamo diventati santi. Noi non abbiamo più bisogno di vestiti di animali, pelle di animali, di cose morte. Noi siamo rivestiti della gloria di Dio, e non è un'esagerazione. Non è un'esagerazione. E così siamo noi che certe volte siamo limitati nella mente e pensiamo che Dio è così grande, così potente da non poterci neanche guardare, da voltare il suo sguardo da un'altra parte, ma non è così. Noi siamo ad immagine di Dio, vuol dire che noi siamo come un guanto. Dio deve entrare nella nostra vita, nel nostro cuore, e noi siamo perfetti, siamo a misura della mano di Dio, e Dio può entrare dentro di noi, perché siamo stati creati per questo, per essere amati e per amare. Qualsiasi cosa voi pensiate nella nostra vita che va male, va bene, ok, ci sta, ma rinunciate, cioè cambiate mentalità, perché questo ci hanno insegnato nel mondo, e il diavolo certe volte fa questo perché è il suo scopo questo. Il suo scopo è distruggere l'amore di Dio nella nostra vita, o distruggere il nostro amore verso Dio, e lui ci tenterà sempre fino alla fine dei suoi giorni. Come può vincere il diavolo? Vince quando noi non siamo convinti. Ecco, lui vince quando noi non siamo fermi nell'amore di Dio. Come si fa a essere fermi nell'amore di Dio? Quando noi, ahimè, sbagliamo, tutti sbagliamo, è normale, siamo fatti di carne. Va bene, ma nel momento in cui sbagliamo noi dobbiamo andare subito a Dio, perché Dio è subito pronto a perdonarci. Ma insomma, ma quale padre? La parola di Dio ci insegna questo. Quale padre, se suo figlio gli chiede un pezzo di pane, gli dà una pietra? Ma anche il figlio più cattivo di questo mondo sa che ha un padre sempre. Magari sa che non ci può contare su, ma lui sa da dove viene. Lui sa chi è suo padre e sua madre, lo sa e lo saprà per sempre. E nessuno potrà convincerlo del contrario, è vero. Nessuno mi potrà dire tu non sei figlio di tua madre e di tuo padre. Nessuno me lo può dire, io sono convinto di questo, perché io sono nato da mia madre e da mio padre. Ecco, questa convinzione mettila nella tua vita, perché tu sei figlio di Dio, e quando tu ti scordi questo vuol dire che ancora non hai afferrato il senso delle meravigliose promesse di Dio. Tu sei figlio di Dio, sempre, anche quando sbagli, sempre e comunque. Dillo alla persona accanto a te, sempre. Sempre. Amen. Signore, noi vogliamo venire alla tua presenza. Vogliamo, Signore, circondarci di quella splendida luce che tu hai acquisito e acquistato per noi, uscendo da quella tomba. Tu hai rotolato, Signore, la pietra per noi. Tu hai rotolato, Signore, via quel macigno. Quei 4 cespugli che hanno coperto la vergogna di Adamo erano più grandi di un macigno. Hanno pesato su tutta l'umanità quei 4 cespugli, quelle 4 erbacce, e tu hai fatto qualcosa di più grande, hai tolto di mezzo una roccia per noi. Signore, noi vogliamo venire a te, accettare con tutto il nostro cuore quel miracolo che hai fatto per la nostra vita. Vogliamo accettare, Signore, nella nostra vita quella gloriosa potenza che è uscita da quel buco nero.
Vogliamo rinunciare ad ogni vestito di morte, Signore. Ripetete insieme a me: Signore Gesù. Signore Gesù, io esco dalla tomba che tu hai aperto per me. Che tu hai aperto per me. Mi tolgo gli stracci di morte Mi tolgo gli stracci di morte e mi rivesto della luce che tu mi hai e dato. mi rivesto della luce che tu mi hai dato. Io ti voglio nella mia vita Io ti voglio nella mia vita. e rinuncio al diavolo. Rinuncio al diavolo. Io ti voglio dentro di me Io ti voglio dentro. come il mio Signore, come il mio Signore, Salvatore, il mio Salvatore, la gloria della mia la vita, gloria della lo mia vita, splendore dei miei lo occhi, splendore dei la miei occhi, gloria del mio cuore, la gloria del mio la cuore, pienezza perfetta di vita, la pienezza di vita, la pienezza perfetta di vita. la pienezza perfetta di vita. Grazie, Signore, Grazie, Signore, perché tu sei morto per me. perché tu sei morto per me. Accetto il tuo sacrificio, Accetto il tuo sacrificio. accetto la tua vita nella mia vita, Accetto la tua vita nella mia vita, affinché la morte nella mia vita, affinché la morte nella mia vita, affinché la morte affinché la morte nella mia vita non ci sia più. non ci sia più. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vieni, glorioso Dio, riempici di te, riempici della tua gloria. Riempici di te, Signore, ancora. Riempici di quella vita, Signore, di cui abbiamo bisogno, di quel vuoto, Signore. Riempi quel vuoto, Signore, che è nella nostra vita, che noi abbiamo cercato di riempire con qualsiasi cosa, con la moglie, con i figli, con il lavoro, con piaceri vari, con i soldi. Abbiamo cercato di riempire il vuoto nella nostra vita con qualsiasi cosa, Signore, ma non ci siamo riusciti. Riempi tu quel vuoto. Riempi tu quel vuoto. Sei tu, Signore, quella parte mancante di noi. Sei tu, Signore, quello che può riempire il vuoto nel nostro cuore. Tu solo, Signore. Tu hai svuotato, Signore, l'inferno per riempire i cieli. Tu hai svuotato l'inferno del nostro cuore, Signore, per riempirlo del paradiso. Amen. Tu hai fatto di un giardino un nuovo Eden, Amen. di una tomba, Signore, una nuova porta per il cielo. Amen. Grazie Gesù. Vogliamo uscire da quella porta, Signore, ed entrare nelle celestialità del tuo regno. Amen. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gloria a te, Signore, Gloria a te, santo, santo, santo sei. Cosa possiamo darti, Signore, noi in cambio niente? Possiamo solo amarti, Signore. Amen. E questo vogliamo fare, Signore. Sì, Signore. Dall'amore che tu ci hai dato, noi vogliamo ricambiare quell'amore, Signore. Vogliamo perdonare noi stessi perché non abbiamo capito prima. Vogliamo perdonare le nostre follie. Vogliamo, Signore, venire alla tua presenza e chiederti perdono, Signore, perché ci è sfuggito, quel messaggio glorioso ci è sfuggito, ma oggi lo vogliamo recuperare. Amen. Nel nome di Gesù lo vogliamo recuperare nella nostra vita. Amen. Gloria a te, Signore Grazie, Santo, Gesù. sei degno.